Nella giornata mondiale del volontariato una sessantina tra poliziotti, carabinieri, finanzieri, vigili urbani, militari dell'esercito hanno affollato il centro trasfusionale di Treviso per donare il sangue. L'iniziativa Uniformi nel donare, che coinvolge forze dell'ordine, Avis e ULS 2, ha così raggiunto l'11ª edizione. Abbiamo queste persone che ogni giorno cercano di darci una sicurezza e tranquillità nel territorio, ma anche con la loro donazione danno un segnale forte, perché anche loro insieme a noi cercano di far contribuire ai nostri ammalati affinché stiano bene e abbiano una vita serena. Sempre presente colui che è stato il promotore 11 anni fa della donazione massiccia da parte delle forze dell'ordine, l'attuale dirigente della squadra mobile di Treviso, Claudio Di Paola. È un'iniziativa nella quale noi crediamo molto, è stata realizzata una rete fra le forze dell'ordine proprio allo scopo di controllare anche meglio il territorio, che è il nostro obiettivo principale, attraverso la solidarietà. Per la donazione del sangue il 2018 è stato nel trevigiano un anno complicato, non solo per i problemi legati in estate ai virus trasmessi dalle zanzare, ma anche per lo scarso slancio dei donatori a presentarsi ai centri trasfusionali. E tutto mentre a Castelfranco prende avvio l'attività dell'Istituto Oncologico Veneto, che aumenterà sensibilmente il bisogno di sangue. Registriamo oggi un meno di donazione rispetto all'anno precedente, e questo mi preoccupa per la sensibilità che forse, mi auguro di no, viene meno anche da parte dei donatori. Lo IOV sta arrivando anche a Castelfranco, nel momento in cui arriva dobbiamo comunque attivarci maggiormente per fare in modo che ci siano gli interventi e il sangue non manchi. L'appello dell'Avis è dunque quello di regalare a Natale un po' di sé agli altri, così che negli ospedali il sangue non venga mai a mancare.